Due gemellini di colore sono diventati la nuova mascotte dell'ospedale di Agrigento, conquistando tutti. Ma la loro è una storia triste. 15 giorni fa sono stati lasciati dalla madre dopo aver partorito al personale sanitario dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Non si può parlare ancora di abbandono perché il Tribunale dei minori non ha emesso alcun provvedimento ed intanto si cercano i genitori. I piccoli stanno bene, ma come prassi in questi casi sono stati portati sotto osservazione al reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. In molti si sono subito prodigati per offrire cibo, vestiario e beni primari. La loro foto ha fatto il giro del web, si è messa in moto una vera e propria macchina di solidarietà. I bimbi sono in terapia intensiva, fanno sapere dall'ASP, perché nati da un parto gemellare. Vogliamo però rassicurare che si trovano in buone condizioni di salute. Infermieri e medici si stanno prendendo cura di questi bambini con amore e dedizione, così come stanno facendo anche gli altri genitori presenti al reparto che hanno offerto doni ai due gemelli. Dei due bimbi non si conosce il nome, neonati trascorreranno ancora altri giorni all'ospedale della città, sotto la custodia del responsabile del reparto dell'ospedale. Intanto il Tribunale dei minori dovrà accertare il reale stato di abbandono ed eventualmente procedere con l'eventuale adozione.